sua carriera ci fa 2 tomi. Ma mi ha detto, ma mi bisogna andare al Alberoni dove ti va qui. A caso. Ti spiego come si fa andare, così mi devo in macchina, ha detto no. Parcheggio là, parcheggio, era così che ho fatto vedere, non si può battere, insomma, mangiare, sono stai bene. Qui ammireremo le bellezze della natura della Laguna Veneta e qui discuteremo delle grosse problematiche legate alla marea, all'estinzione della flora e della fauna, in un aspetto destrutturante della situazione in cui nell'aspetto vivaistico e organico, organolettico anche in quanto cosa dicevo, potremo vedere di ampliare i nostri orizzonti conoscitivi in un'esplorazione quasi iperspaziale di quello che è il concetto. I fiumi interagiscono con quello che è l'animale, con quello che è la pianta, in un insieme con le sue macchine, l'uomo con i suoi motori, le sue barche, le sue attrezzature. Cosa è riuscito a fare l'uomo in questi anni? Una cosa incredibile! E allora oggi andiamo a vedere questo incontro con la natura insieme a questi grandi amici esperti di natura e di vita, e assieme faremo questo viaggio verso l'infinito. Grazie. Sì, io metto già su. Ma che un po' benzina fuori. Sì, no. Simio? Fa sabbia. Oh Ivano, che rapporti sei che te col fango? Beh, allora il fango in situazioni distrutturanti, il fango rappresenta la miscela della vita organica che si appiccica al corpo come una maschera e ti trasforma in un uomo diverso. Siamo al pipa qua. Ti attacca a contatto con la natura e la natura è te stesso diventato un'unica parte, un corpo solido che si apre all'orizzonte della vita. Quindi il mio rapporto con il fango è uno schifo. Schifo, in Romania così persona fa. Che meraviglia. Senti che grado, cosa sei io? Che grosso. Senti che grado. Che bei però. Sparare e io non so neanche impiantare. Dove che mo è il capo? Non è più osso che il resto. Che bello.
Vittore della figlia del Signore, e in questo momento di gioia e letizia benediciamo tutti quanti il patrono di pescatore San Crispino. Alleluia, alleluia, alleluia.